con il consigliere comunale Marco Vullo, vuole dire la sua in merito alla recente stabilizzazione dei precari. Ma finalmente è un grande risultato che questo ente raggiunge, cioè la stabilizzazione di tante donne, uomini, padri di famiglia che diciamo, finalmente ottengono un diritto sacrosanto, quello del lavoro. È ovvio che però le cose vanno dette in un certo modo, vanno analizzate, vanno anche messe in evidenza rispetto alla città, nel senso che è opportuno che la città sappia come sono andate le cose. E mi spiace apprendere dalla conferenza stampa del sindaco che non spende quasi nulla rispetto al senso grande di responsabilità che il Consiglio Comunale ha avuto, soprattutto nei banchi dell'opposizione. Credo che sia un'occasione persa per il sindaco che poteva in un certo senso rappresentare il senso di responsabilità manifestato da tutti i componenti consiglieri comunali dell'opposizione che grazie alla loro presenza in aula hanno assicurato e garantito il numero legale ad una maggioranza che non è maggioranza, perché voglio ricordare che il sindaco Firetto non ha la maggioranza in aula e senza questa maggioranza non poteva senza ombra di dubbio oggi diciamo, manifestare anche attraverso qualche consigliere comunale suo di appartenenza, attraverso i social, come dire, questa grande gioia, questo grande senso di responsabilità che hanno ottenuto per la stabilizzazione. È giusto dire che la stabilizzazione arriva, ma arriva grazie a che cosa? Al senso di responsabilità di un consiglio comunale che nella sua opposizione ha fatto sì e ha creato diciamo, le condizioni per poi raggiungere l'obiettivo finale. Ovviamente va detto anche, ed è giusto dirlo, così come ho avuto modo in un intervento in consiglio comunale fatto a mezzanotte del 31, quello che diciamo, le responsabilità ci sono e vanno ricercate. Questo bilancio di previsione, questi consolidati, perché non sono arrivati prima? Perché non sono arrivati intendo? Perché ci è stato promesso che il bilancio di previsione arrivava a marzo, aprile e non è arrivato? Le responsabilità vanno ricercate in che cosa? In una politica che non ha saputo manifestare al meglio le proprie posizioni e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. E allora che cosa va detto? Va detto che il senso di responsabilità di un consiglio comunale va lodato. Il sindaco poteva, secondo me, diciamo, fare degli apprezzamenti maggiori, non li ha fatti, ma sta nelle cose, sta nella politica. Forse la campagna elettorale in un certo senso fa diventare tutti frenetici, però le cose vanno dette. Sono contento per questi padri di famiglia e auguro a loro con questo anno nuovo che arriva grazie alla stabilizzazione di essere pronti, i grandi lavoratori per il comune di Agrigento, in modo tale che anche grazie a questa diciamo, possibilità in più che oggi hanno, che è quella della stabilizzazione, possono trovare le risorse mentali e fisiche per dare un apporto maggiore all'ente comunale.